Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella sezione replay pronti ad affrontare una nuovissima partita in compagnia di un personaggio abbastanza innovativo, ovvero Rubik. Quest'oggi vedremo le sue principali caratteristiche, soprattutto il suo modo di giocare che è davvero molto divertente e soprattutto molto versatile. Come potete vedere Rubik, guardate un po', è una sorta di maghetto con questa sorta di scettro nella mano sinistra che è uno dei principali fattori della sua esistenza, ovvero tramite questo scettro avremo la possibilità di effettuare numerosissime magie e vedremo un po' come sfruttarle al meglio. Allora, innanzitutto possiamo utilizzare il nostro caro amato Rubik in diverse situazioni. Per adesso lo sto utilizzando nella mid lane, come potete ben vedere, proprio perché la squadra aveva bisogno appunto di un midler, quindi mi sono diretto in maniera costante verso il mio avversario, ovvero Invoker. Allora, prima di analizzare nella maniera adeguata tutte le caratteristiche, vediamo di arrivare direttamente alla nostra prospettiva, ovvero la prospettiva del giocatore stesso. Allora, come potete ben vedere, il nostro caro amato Rubik, che veste questo fantastico abitino verde, sfrutta 4 abilità principali. La telecinesi, che è un'abilità molto importante, permette di sollevare da terra un particolare nemico e spostarlo verso una posizione gradita, soprattutto entro un raggio di 325 unità. Soprattutto dà la possibilità di stordire il nemico per 1,75 secondi, quindi è un'abilità molto particolare che permette quindi sia di ingaggiare, quindi di iniziare un combattimento. Proprio per questo Rubik può essere utilizzato anche come un ottimo iniziatore in determinate partite, oltre che da support, utilizzato ovviamente nell'easy lane. Come potete ben vedere, la seconda abilità invece è un'abilità d'attacco, ovviamente un'abilità d'attacco magico che viene denominata fulmine dissolto. Il bastone di Rubik emetterà una sorta di fiammata, un pochino carica, ovviamente di cariche elettrostatiche, che indebolirà l'avversario, ovviamente riducendo la sua armatura e effettuando una sorta di danno per un massimo di 280. Quindi è un'abilità d'attacco utile soprattutto in diverse occasioni, che può addirittura finire i nemici o addirittura indebolirli prima del teamfight. Per quanto riguarda la sua passiva, ovvero il campo nullificante, esso garantirà a tutti gli alleati presenti nel team, ma soprattutto anche come dire a Rubik stesso, come dire, una sorta di resistenza alla magia per tutti coloro che utilizzano quindi attacchi magici. Per quanto riguarda invece la sua ultimate, il furto d'incantesimo, è una delle abilità che ovviamente preferisco per quanto riguarda Dota 2, perché permette di rendere il personaggio davvero molto versatile, a fargli assumere tante diverse facce che permetteranno di farlo diventare uno dei più divertenti personaggi all'interno di Dota stesso. Tramite la sua ultimate avremo la possibilità di rubare, come dire, qualsiasi abilità effettuata dall'avversario, ovviamente in ordine di successione, ovvero l'ultima abilità che verrà effettuata da parte dell'avversario, Rubik la preleverà e verrà utilizzata ovviamente secondo i suoi scopi. Questi due slot potete vedere che sono utili per le abilità che verranno rubate da Rubik. Ovviamente il furto d'incantesimo ha una durata abbastanza consistente, ovvero massimo 300 secondi. Alla morte di Rubik, soprattutto al termine del cooldown, l'incantesimo verrà perduto, quindi dobbiamo, come dire, utilizzarlo nella maniera migliore al fine di non essere spacciati. Come potete ben vedere, il nostro caro Rubik appartiene alla sezione dell'intelligenza, proprio perché è l'attributo principale. Proprio per questo all'inizio io di solito con Rubik, nel momento in cui vado in mid, preferisco acquistare 3 rametti di ferro che ovvero conferiscono un punto in più a tutti gli attributi, ovvero danno la possibilità di effettuare i last hit nella maniera migliore. Visto che abbiamo Invoker contro di noi, un Invoker davvero molto particolare, ho provveduto a raccogliere diverse boccette per la rigenerazione della vita, ma anche per la rigenerazione del mana, in modo tale da non tornare molte volte in base. Quindi la nostra squadra, intanto come potete ben vedere ho appena raccolto le 600 monetine utili per la bottiglia, in modo tale da iniziare a gankare nelle lane in maniera davvero costante, proprio perché nel momento in cui mi ritrovo in middle con Rubik, una delle mie azioni solite è quella di andare a gankare nelle lane dove ovviamente c'è la possibilità di farlo. Possiamo dare anche un'occhiata, come dire, nella bottom lane per vedere un po' che cosa succede anche ai componenti di questo team. Potete vedere che in basso possiamo ritrovare, ovvero nella easy lane, a Hoffman con Shadow Shaman accompagnato da Sven con questo gran spadone. Potete vedere che si stanno contrastando con Tiny e soprattutto con Night Stalker, che questa volta si ritrova nella easy lane. Potete vedere che è una battaglia abbastanza come dire competitiva. Adesso vedremo un po' che cosa accadrà invece nella top lane. Allora, ovviamente la hard lane, troviamo Saburo24 con Axe. Potete vedere che già riesce a, come dire, attaccare Gyrocopter, che adesso ritorna indietro colpito immediatamente dal pugnale di Queen of Pain, che appartiene direttamente a Scipio. Adesso probabilmente
vediamo un po', forse Gyrocopter cadrà a pezzi, il suo povero aeroplanino non ce la farà, probabilmente no, ha conservato qualche bel tango per recuperare le energie, quindi potete vedere che la nostra squadra è una squadra davvero molto particolare. Innanzitutto vediamo cosa succede, Rubik torna immediatamente nella bottom lane, vediamo che cosa succede, ha imbottigliato la runa della rapidità, ecco che esce immediatamente, colpisce Tini che cade immediatamente a terra, Night Stalker viene bloccato da Shadow Shaman e viene colpito nuovamente, First Blood da parte di Sven, mamma mia, Tiny ecco che riesce a fuggire tramite l'utilizzo della bacchetta magic ed ecco che riesce a scappare dopo un ottimo, come dire, un ottimo gioco di squadra. Guardate un po', la First Blood è arrivata direttamente a 5 minuti circa tramite l'utilizzo della runa nella bottom lane, ovviamente vicino al fiume, che mi ha consentito di arrivare immediatamente ad aiutare la mia squadra. Allora, ritorniamo alla nostra prospettiva ed analizziamo un attimino il team avversario. Gli avversari stanno utilizzando una tattica abbastanza usuale qui a Dota. Come potete vedere, ritroviamo Enigma nella giungla avversaria, eccolo qui, potete vedere che tramite l'utilizzo, avete visto soprattutto nei gameplay precedenti, dei suoi piccoli schiavi, i suoi servi dell'ombra, riesce a farmare nella giungla in maniera davvero costante e quindi una lane sicuramente avrà un giocatore in meno e come potete ben vedere Gyrocopter si ritrova nella easy lane nemica proprio per resistere agli attacchi dei nostri, però hanno anche un ottimo ganker, ovvero Night Stalker, che si ritrova nella bottom lane e adesso nel momento in cui come dire, sorgerà la luna sarà davvero molto più difficile giocare grazie alla sua abilità che lo rende davvero molto ma molto più potente di notte. Quindi la squadra avversaria si concentra molto sul teamfight grazie alle abilità di Invoker, di Enigma, ma anche quelle di Tiny, quindi potete vedere che stiamo cercando quindi di arrivare nella maniera migliore al teamfight, con gli oggetti giusti e soprattutto con, come dire, col livello giusto per contrastare gli avversari nella maniera migliore. Rubik è davvero un personaggio molto utile nel momento in cui si costeggiano degli avversari che utilizzano abilità da teamfight, proprio perché la sua grande specialità è quello di andare a rubare queste abilità per utilizzarle contro il nemico, quindi una sorta di specchio che riflette l'immagine di una particolare abilità. Potete vedere che ho raccolto nuovamente la runa della rigenerazione, che ovviamente appare ogni 2 minuti o nella parte nord o nella parte sud del fiume. Potete vedere anche che ho acquistato gli scarponi, il Rubik che utilizzerò quest'oggi è un Rubik, come dire, iniziatore più che support, visto che la nostra squadra mancava di questo iniziatore. Axe stava per creare, come dire, una build più da tank e quindi mi sono specializzato su questa categoria. Allora potete vedere che già nella bottom lane continua a farmare Sven in una maniera davvero costante e per questo sono arrivato nuovamente in bot per contrastare nella maniera migliore gli avversari. Vediamo un po' cosa succede. A quanto pare sono state piazzate delle ward per favorire ovviamente il gank nella maniera migliore. Di solito con Rubik compro gli scarponi, come dire, anzi gli stivali della fase, però anche certe volte è abbastanza utile utilizzare gli scarponi del mana, ovvero gli stivali del mana, che sono molto utili per recuperare il mana nella maniera più rapida possibile, per, come dire, effettuare una serie di skill in maniera costante. Potete vedere che ho effettuato ben 13 last hit e 4 negazioni, quindi me la sono cavata abbastanza bene per quanto riguarda la prima parte della partita. Avrei potuto fare di più, però con Invoker è abbastanza complicato, visto che si sta uppando, come dire, secondo la categoria d'attacco. Attenzione, guardate che figo questo bel corriere volante, eccolo qua che arriva direttamente a noi. Potete vedere che già nella bottom lane ce la stiamo cavando abbastanza bene. Il carry nemico, come dire, in questo caso il nostro carry alleato sta farmando abbastanza bene, ha effettuato ben 23 last hit e 13 negazioni. Il nostro Shadow Shaman se la sta cavando davvero alla grande, però adesso potete vedere che le ali di Night Stalker fuoriescono immediatamente dalla sua schiena, proprio perché è arrivata immediatamente la notte, provoca un silenzio nei riguardi di Sven che lo obbliga, come dire, a ritornare indietro. Un bel attacco da parte di Shadow Shaman consente di guadagnare vantaggi ed ecco che Sven attacca immediatamente con il suo stun, ecco un grande colpo di Tini con la sua abilità, con la sua valanga di pietra. Eccolo qua, Night Stalker continua ad andare indietro, a quanto pare viene bloccato Sven nuovamente da un colpaccio e arriva dall'altra parte della mappa, come dire, il raggio solare di Invoker che lascia il nostro Sven a 21 punti di vita. Attenzione, vediamo cosa succede nuovamente in top. A quanto pare Enigma arriva con la sua schiera di non morti immediatamente dai nostri alleati. Vedremo cosa accadrà. Il buco nero pronto, eccolo qui, vediamo che cosa succede. Gyrocopter ha impostato immediatamente il suo missile guidato, però probabilmente sia Scipio che Saburo sono riusciti a scappare grazie al teletrasporto, come dire,
di Queen of Pain, ma anche grazie, come dire, alla velocità di Axe. Allora, vediamo un po' cosa succede. A quanto pare, ecco, è arrivato nuovamente Rubik nella parte superiore, colpiscono Enigma in maniera costante, sono arrivato tramite l'utilizzo, come dire, della runa della rapidità, e a quanto pare sono riuscito anche a rubare, come dire, il raggio solare di Invoker che ha appena effettuato, quindi una seconda kill per la nostra squadra. Questa è una partita in Captain's Mode, ovvero è una sorta di partita classificata che viene effettuata di solito tra squadre, bannando determinati eroi e scegliendone altri, che permette quindi alle squadre di allenarsi per giocare nella maniera migliore in gruppo. Potete vedere che continuo a pressare Invoker in modo tale da farlo ritornare indietro, e giustamente cerca di recuperare vita. In questo modo posso come dire, recuperare il mana in maniera costante, o addirittura dare un'occhiata nelle lane se sono disponibili altre rune. Potete vedere che sono riuscito a raccogliere ben 1000 monetine. Probabilmente il corriere starà portando gli stivali del mana. Anche gli stivali della fase non sono male su Rubik, soprattutto se si vogliono effettuare dei particolari gank, ma soprattutto quei 24 punti di danno in più all'inizio possono essere fondamentali se si vuole aiutare il team in maniera costante. Ecco la runa dell'invisibilità nella nostra bottom lane, ci dirigiamo immediatamente a raccoglierla. Eccolo qua, il nostro caro amico Rubik. Vediamo se adesso il raggio solare lo possiamo utilizzare nella maniera migliore. Probabilmente attaccheremo nuovamente, come dire, il nostro caro Night Stalker, anche se è ancora notte, maledizione, però il giorno, il nostro caro sole sta per sorgere. Vediamo cosa ci porta il nostro caro corriere, vediamo un po' se è vero. Eccoli qua, gli stivali arcani, e daremo anche un grosso contributo alla nostra squadra, perché mi sto specializzando nella professione, ovvero di iniziatore support. Come potete ben vedere, aiutiamo la nostra squadra in maniera costante grazie al nostro caro mana. Ecco che tramite l'utilizzo della nostra runa dell'invisibilità ci dirigiamo immediatamente verso gli avversari, che probabilmente ci avranno visto. Eccoli qua che tornano addirittura indietro. Vediamo che cosa succede. Addirittura il nostro caro Tiny si è rifugiato vicino alla foresta circostante, ma Night Stalker continua ad andare avanti, probabilmente non ci aveva visto. Vediamo che cosa succede. Cerca di scrutare la situazione. Attenzione, arriva probabilmente lo stun da parte di Rubik, che addirittura viene stunnato Tiny in volo da 3 stun contemporanei, e viene fatta a pezzi da un'enorme come dire, spadata in testa da parte come dire, di Sven. Apre la testa in due, ma in seguito Hoffman dà il colpo di grazia facendola a pezzettini. Terza kill per la nostra squadra. Potete vedere che ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Siamo riusciti a ottenere una kill per il nostro carry, ma anche per come dire, Queen of Pain, che si ritrova nella hard lane, quindi sta andando tutto alla grande. Vediamo un po' come sta andando per quanto riguarda l'esperienza al minuto. Ovviamente Gyrocopter, essendo nell'hard lane, sta effettuando davvero tanta esperienza, circa 370 al minuto. Riesce anche a confrontarsi con Invoker, che come dire, è quasi al suo pari, quindi gli avversari si ritrovano in leggero vantaggio per quanto riguarda i livelli. Mentre per quanto riguarda l'oro attuale, Shadow Shaman è riuscito a effettuare davvero un ottimo lavoro, ed è riuscito a completare ad arrivare circa a 1000 come dire, a 1000 soldini. Vediamo un po' adesso che cosa succede. Probabilmente in top è avvenuta un'altra uccisione da parte ovviamente della nostra squadra, ma probabilmente c'è rimasto qualcuno seco. Queen of Pain, anzi a Queen of Pain gli hanno spezzato le ali. Potete vedere che adesso si ritrova nel respawn. Intanto c'è una bella runa dell'illusione, questa potrebbe essere molto utile. Potete vedere che sto già iniziando a completare un altro elemento. Intanto vediamo cosa succede nella bottom lane. Sven attiva la ultimate, viene sollevato immediatamente da Tiny e viene portato nuovamente al tappeto, mentre come dire riesce a scappare la nostra cara roccia, ma in seguito Hoffman tramite una doppia uccisione riesce a farlo nuovamente a pezzettini. Intanto noi ci ritroviamo nuovamente nella middle lane, accompagnati dal nostro caro bastoncino. Potete vedere che sto completando un particolare oggetto. Potete vedere che già nella scorta ho disponibile l'anello della rigenerazione. Esso permetterà a Rubik di guadagnare abbastanza vantaggio per quanto riguarda la vita, soprattutto in queste prime fasi del gioco, ma mi permetterà di raggiungere uno dei miei principali scopi quando utilizzo Rubik, ovvero il bastone della forza. Il bastone della forza è utilissimo sia per la squadra, ovvero permetterà ai nostri alleati di fuggire da particolari situazioni pericolose, ma addirittura potrebbe essere utile sia a noi stessi per la rigenerazione di mana, ma soprattutto anche per scappare da situazioni molto complicate. Ma addirittura è possibile anche tramite il bastone della forza iniziare combattimenti tramite l'utilizzo di questo bastone su noi stessi, e subito l'attivazione della nostra Q, in modo tale, o della nostra, come dire, della nostra telecinesi, che permetterà quindi un engage davvero degno di nota. Attenzione, arriva Night Stalker con il suo silenzio che ci obbliga per circa 3 secondi a rimanere bloccati, completamente silenziati, quindi siamo costretti a ritornare un po' indietro. Rubik può essere utilizzato anche nella bottom lane in compagnia
come dire, di un eventuale carry per aiutarlo ovviamente a farmare, però ovviamente io lo preferisco mid. Ovviamente grazie al suo stun permetterà a eventuali carry nella, come dire, nella bottom lane, nella easy lane, di effettuare particolari decisioni, quindi può essere utilizzato anche da supporto tramite l'acquisto di ward sentinelle e di ward normali. Arriva immediatamente Gyrocopter in compagnia di Night Stalker, viene utilizzata la runa dell'illusione, viene rubato addirittura il missile nei riguardi di Gyrocopter. Attenzione, ci colpisce nella maniera migliore, attenzione anche Invoker verso la nostra posizione, ci fanno a pezzettini, arriva un tornado, una meteora e addirittura un missile dall'esterno. Attenzione, arriva anche Queen of Pain, tenta di salvarci con il suo urlo, ecco che arriva Sven solo contro a 3, vediamo se riuscirà a farcela, probabilmente viene fatta a pezzettini, sono 3 contro 1, ma il suo spadone cerca di essere sempre quello di un tempo. Arriva innanzitutto Axe dalla hard lane, probabilmente farà a pezzettini. Gyrocopter, arriva Enigma dalla giungla, a quanto pare riesce a bloccare Sven, colpito da innumerevoli colpi sia da Invoker che da Enigma. A quanto pare arriva nuovamente Queen of Pain che con i suoi pugnali riesce a mettere al tappeto e far rientrare al terreno il grande Enigma. Mamma mia, il primo combattimento, come dire, è iniziato un po' male per la nostra squadra, ma adesso come dire, ci ritroviamo in maniera come dire, in parità per quanto riguarda questo piccolo combattimento. Come potete vedere ho comprato una bella pergamena del teletrasporto, perché ovviamente è molto importante ritornare nella propria lane tramite l'utilizzo delle pergamene, proprio perché non facendo questo è possibile perdere tantissimo tempo per quanto riguarda l'oro e soprattutto per quanto riguarda l'esperienza. Invece spendendo 135 monetine con 3 last hit ritorneremo nuovamente in positivo e quindi il denaro perso verrà nettamente recuperato. Potete vedere che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Hoffman come dire in bottom tramite l'utilizzo dei suoi serpentoni è riuscito a buttare a terra, come dire, la torre nemica. Vi ricordo che la ultimate di Shadow Shaman è un'ottima abilità sia per pushare che per attaccare, evoca mi sembra 8 serpenti che sputano fuoco in maniera costante intorno alle torrette, intorno a qualsiasi cosa, quindi un'ottima abilità per pushare. Potete vedere che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Vediamo adesso di buttare immediatamente giù la top lane nemica, che è abbastanza solida. Potete vedere che i nostri alleati si stanno dirigendo in maniera costante verso la nostra torre, ma immediatamente anche Enigma, seguito dalla sua schiera di ometti, anche in compagnia di Tiny e come dire Gyrocopter, cercano di intercettare questo attacco alleato. Vediamo adesso che cosa accadrà. Adesso attendo ovviamente l'arrivo della runa della rigenerazione per essere più competitivo in battaglia. Ecco che arrivano immediatamente gli avversari verso la nostra posizione, 4 contro 4, arrivano anche gli omini di Enigma seguiti dai neutrali della giungla. Vediamo un po' che cosa succede. Enigma sicuramente è il buco nero pronto, Enigma contro Rubik, vediamo un po' che succede. Riesco a rubare immediatamente lo stun di Enigma, viene alzato in aria, colpito nuovamente da diversi colpi. Queen of Pain tenta di farla a pezzettini, probabilmente vedrà di fuggire. Intanto la nostra squadra sta combattendo nella maniera migliore. Ecco Sven che viene attaccato nuovamente da Night Stalker, probabilmente lo farà a pezzi. Vediamo che cosa succede. No, un ottimo stun, lo blocca, è accompagnato dall'urlo di Queen of Pain, viene fatta a pezzettini dalla nostra abilità rubata dal nostro caro Enigma. Ottimo colpo, 2 nemici fatti a pezzi, soprattutto abbiamo perso una nostra, come dire, un nostro alleato. Sta andando abbastanza bene, ci ritroviamo 11-4, quindi i soldi arrivano direttamente nella nostra squadra e ci hanno garantito di ottenere un ottimo passo con i tempi per quanto riguarda i nostri oggetti. Siamo riusciti a raggiungere anche il nostro bastone della forza a breve, nel momento in cui ci arriverà anche lo scettro dell'intelligenza. Gli oggetti, come dire, nel late game e nel middle game sono di solito intuitivi, ovvero non esiste mai un assetto preciso, una forma mentis precisa per il nostro caro amico Rubik. A seconda delle partite gli oggetti possono variare. Io di solito con Rubik acquisto come dire lo scettro di Eul, che permette anche di come dire, adesso più avanti lo vedrete, che permette di bloccare eventuali abilità canalizzate. Può essere anche molto utile il diaspro sanguigno per aumentare la resistenza del nostro caro Rubik, ovviamente per aumentare anche le sue capacità di rigenerazione di mana, ma sono anche utili anche altri oggetti come il pugnale del baleno, che permette di teletrasportarsi di 2150 unità in avanti. Potrebbe essere anche un altro elemento utile per iniziare i combattimenti. Quindi esistono davvero tante tipologie di build per quanto riguarda il nostro Rubik. Quest'oggi vedremo appunto una build specifica per questa tipologia di squadra, dove nella squadra avversaria esistono particolari nemici che utilizzano ovviamente abilità a lungo raggio, ma soprattutto abilità canalizzate, come per esempio l'abilità il buco nero di Enigma, ma per esempio possiamo ritrovare anche altri avversari che possono dare fastidio, come per esempio Invoker tramite l'utilizzo delle sue skill può essere molto fastidioso, e quei secondi lontano dal teamfight tramite l'utilizzo del nostro scettro di Eul potrebbero essere davvero fatali.
normali. Intanto raccogliamo immediatamente la nostra runa dell'illusione, come potete ben vedere è stata appena adesso imbottigliata, addirittura Axe acquista l'avanguardia, quindi un ottimo oggetto per tankare, per assorbire colpi, ma anche per la rigenerazione della vita, quindi potete vedere il nostro assetto, come dire, ben preciso, il nostro Axe un ottimo tank che assorbirà i colpi nel corso della battaglia, accompagnati da Shadow Shaman e Queen of Pain, utili in questo caso in postazione di support, accompagnati dal nostro caro Sven e seguiti da Rubik, come dire, nelle posizioni di iniziatore. Allora, vediamo un po' come sta andando adesso. Vedrò di capire più o meno che cosa succede al nostro caro Sven, però mi sa che stanno arrivando gli avversari verso la nostra posizione. Vediamo un po'. Mi sembra che è ancora notte, perfetto, sono le 7 di pomeriggio, quindi probabilmente attaccheranno i nostri cari avversari. Vediamo un po' come sta andando a Sven. Ha fatto 41 last hit e 17 denied, quindi stiamo andando molto bene per quanto riguarda il nostro carry. Avrebbe potuto fare molto di più, però è riuscito a farsi qualche oggettino in più. Allora, invece per quanto riguarda la nostra Queen of Pain, sta andando avanti con gli scarponi della potenza, perfetto. Vediamo un po' cosa succede sopra. Probabilmente i nemici stanno attaccando la nostra postazione, come dire, nell'hard lane, ed ecco che arrivano diversi teletrasporti ovviamente nella nostra cara top, e probabilmente mi sto dirigendo immediatamente alla, come dire, al negozio segreto appunto accanto alla nostra Creep Wave, per accogliere immediatamente una bella pergamena del teletrasporto e arrivare direttamente in aiuto ai nostri avversari. Eccoci davanti all'inizio del teamfight. Enigma cerca di sfruttare la situazione, probabilmente vedrà di attaccare, viene sollevato in aria, colpito immediatamente, reso gallina dal nostro caro Hoffman, uno stun di Sven all'interno di tutti, viene rubato immediatamente il lancio di Tini, ma probabilmente ancora gli avversari si sono ritirati, hanno effettuato un primo attacco e vengono immediatamente cacciati indietro. Il lancio di Tini è un'abilità davvero molto scomoda e quindi preferivo aver preso la spaccatura, e quindi vedremo adesso come ce la caveremo. Allora, vediamo adesso che cosa succede. Probabilmente gli avversari stanno andando un po' a farmare in giungla. Enigma cerca di creare qualche altro mino nella jungle circostante. Vediamo un po' quello che succede. Intanto ho attivato la runa dell'illusione per prendere alle spalle il nostro caro Enigma e farlo un attimino confondere. C'è intanto la runa dell'invisibilità, probabilmente non l'ho vista. Vediamo che cosa succede. Ecco, c'è addirittura Night Stalker nel pieno delle sue forze, perché ovviamente siamo in un ambiente a lui favorevole, ovviamente siamo in piena notte. Molto bene, guardate che fighe queste ward, le ward di Jakiro con i due draghetti, ovviamente quello del gelo e quello del fuoco, guardate, davvero molto belli da vedere. Ecco che arriva immediatamente lo stun da parte di Tiny su Axe, attenzione, ecco che arriva Enigma immediatamente col suo buco nero, probabilmente lo farà direttamente sulla nostra squadra. Vediamo cosa succede. Buco nero, vengono coinvolti addirittura due dei nostri alleati, probabilmente anche una grandissima meteora da parte dei nemici. Mamma mia, ci ritroviamo soli contro tutti. Un ottimo lavoro da parte della nostra squadra, ma non è stato abbastanza, ci hanno fatto a pezzettini. Attenzione, cerco di rifugiarmi attraverso gli alberi. Night Stalker mi copre e a quanto pare mi ha fatto a pezzi con le sue zanne malefiche. Siamo addirittura sotto adesso, 4 uomini, anzi 5 uomini, probabilmente Sven cadrà ai piedi di Night Stalker. Un ace da parte degli avversari, tripla uccisione da parte del nemico, ovviamente da parte di Night Stalker, quindi la situazione si fa molto complicata. Night Stalker è riuscito a farsi davvero parecchi soldini, ha acquistato gli stivali della fase, adesso ha 1700 monetine pronte da spendere, ma soprattutto anche 5 cariche nell'urna delle ombre, utile a ricaricare la sua vita ma anche la vita degli alleati. Quindi probabilmente adesso la partita sta prendendo una piega abbastanza complicata, proprio per aver perso questo teamfight che era davvero di radicale importanza. Quindi una triple kill per quanto riguarda Night Stalker. Adesso vedremo un pochino che cosa acquisterà, in modo tale da capire come si setterà in questa partita. Di solito Night Stalker ha più o meno lo stesso ruolo di Page, di Tinker, ovvero di coloro che vanno in middle lane proprio per contrastare gli avversari nelle altre lane, gankando sin dall'inizio, e poi se ovviamente hanno la possibilità di effettuare tanti soldi possono condurre la partita alla vittoria, avendo ovviamente un equipaggiamento degno di nota. Però adesso vediamo più o meno cosa succede, come riprenderci da questo piccolo colpo al cuore. Allora, abbiamo ottenuto finalmente il nostro bastone della forza. Come potete vedere, il bastone della forza garantisce rigenerazione degli HP, ma soprattutto anche la rigenerazione del mana grazie all'intelligenza. Ovviamente vi è anche un'ottima runa dell'invisibilità qui davanti a noi, potete vedere che siamo riusciti appena adesso a acquisirla. Intanto il nostro Sven come sta andando? Probabilmente si è fatto qualche altro oggettino in più. Vediamo un po' l'offerta di Vladimir, perfetto, probabilmente è incentrato molto sul pushing piuttosto che sul portare avanti la partita. Vediamo adesso come sta andando. Ecco, abbiamo attivato la runa dell'invisibilità, probabilmente si tenta un gioco di squadra con il nostro caro amico Hoffman che si ritrova di sotto con Shadow Shaman. Vediamo un po', si va appunto alle spalle di Tiny è inconsapevole della mia presenza. Vediamo che succede, attendiamo l'arrivo del nostro caro Hoffman, viene
viene sollevato in aria, Tini portato indietro, addirittura rubata la sua abilità della valanga, viene stunnato nuovamente, Hoffman lo blocca con il suo raggio ovviamente tempestoso, non so se ce la faremo, dannazione! Ecco che arriva immediatamente Night Stalker con la sua tripla uccisione, si fa davvero molto forte, abbiamo utilizzato il bastone della forza sul nostro caro Hoffman che viene portato immediatamente via e salvato. Un attacco che poteva essere, come dire, portato a termine, poteva aiutarci soprattutto nel prossimo teamfight, però ovviamente abbiamo indebolito Tiny e l'abbiamo costretto, come dire, a tornare in base. Vediamo un po' se è vero, eccolo qua che torna immediatamente alla sua postazione iniziale. Ok, torniamo nuovamente qui, vediamo cosa succede. Probabilmente ancora ci sono le tre torri degli avversari ancora ben salte, compriamo una bella pergamena perché ovviamente sono molto utili le pergamene per arrivare in qualsiasi parte della mappa nel momento in cui c'è bisogno appunto di come dire, di un teletrasporto immediato. Attenzione, la partita si fa molto complicata nella middle lane, potete vedere che arrivano davvero 4 avversari per quanto riguarda la nostra torre principale. Intanto in compagnia dei serpenti di Hoffman cerchiamo di buttare a terra la torre avversaria accompagnata da un ottimo glifo, viene bloccata, ecco che arrivano direttamente gli avversari, cerchiamo di svignarcela immediatamente con il bastone della forza, ecco che arriva Sven con il suo spadone. Ovviamente il bastone che abbiamo per adesso su Rubik non è un bastone originale, potete vedere, non è il bastone originale di Rubik, bensì lo scettro del Magus Magno, potete vedere che un particolare aggetto molto interessante che probabilmente ci ha dato tutta la sua forza. Ok, grande runa dell'illusione, vediamo di stare attenti, come dire, evitate di prendere Rubik, come dire, nelle partite dove trovate tanti avversari, come per esempio Lifestealer, dei personaggi che hanno bisogno di un attacco fisico per far male, come per esempio Lifestealer, possiamo prendere anche l'esempio, vediamo un po', di Bloodseeker, ma soprattutto anche vediamo anche di Ursa. Sono dei personaggi che ovviamente non hanno nessuna abilità che sia utile al nostro Rubik da poter usare contro, quindi per esempio l'abilità di Ursa, ovvero la ultimate di Ursa, sarebbe impossibile al nostro Rubik proprio per essere usata, perché garantirebbe solo un netto svantaggio e quindi deve essere utilizzato necessariamente nelle partite dove possiamo ritrovare abilità che possono essere utili a noi stessi. Abbiamo il buco nero di Enigma, le infinite abilità di Invoker, ma anche diversi stun da parte degli avversari come Night Stalker, Tiny, ma soprattutto anche il nostro caro amico Gyrocopter. Adesso vedremo un po' che cosa succede, quindi ricordate che Rubik ha davvero diverse facce, può essere utilizzato in ogni modo. Attenzione che arriva direttamente Invoker con un'ottima meteora, vede di colpirci, attenzione Enigma, il buco nero pronto, viene immediatamente effettuato, ecco che riusciamo a rubare il buco nero da parte nostra, vediamo quello che si riesce a fare, cerchiamo di effettuare il buco nero all'interno del campo nemico, vengono colpiti gli avversari, Axe attiva il suo taunt, si colpisce tutti gli avversari, attenzione siamo riusciti a effettuare una grandissima mossa, anche i nostri alleati se la stanno cavando molto bene, ecco che gli avversari cercano di fuggire, porto in avanti addirittura Axe con il bastone della forza per contrastare gli avversari, attenzione ecco che arriva Enigma nuovamente in maniera costante, vediamo se riesco adesso a stunnarlo, ma arriva nuovamente Night Stalker, vediamo se possiamo portarlo nella maniera migliore dall'altra parte, gli avversari sono riusciti a svignarsela dopo un ottimo contrattacco che ci hanno effettuato. Attenzione, Axe contro Night Stalker, 1 contro 1, vediamo chi ce la farà, c'è anche l'aiuto di Rubik, attenzione, viene bloccato immediatamente Axe, nonostante la sua forza viene immediatamente contrastato, vediamo se possiamo salvarlo, dannazione, ecco che arriva Night Stalker, viene completamente colpito da Queen of Pain, vediamo se riesce a fuggire, niente, ce l'ha fatta, attenzione, Queen of Pain si lancia con il suo, come dire, con il suo lancio, ma probabilmente viene fatta a pezzi dalla torretta. Niente, un ottimo teamfight, ce la siamo cavata abbastanza bene, potete vedere che abbiamo raggiunto 17-13, sono riuscito a rubare il buco nero di Enigma, impresa non semplice, però non è stata, come dire, molto... attenzione, addirittura il raggio solare di Invoker, mamma mia, ci ha fatto addirittura la barba al vestitino, siamo rimasti probabilmente senza pantaloni, vediamo un po', ce l'abbiamo ancora il vestito che trema, perfetto, perché Rubik ha davvero una caratteristica molto importante, le code del suo vestito continuano a tremare nonostante stia fermo, più tardi ve lo farò vedere, non so se riuscite a notarlo mentre continua a camminare. Comunque, buco nero di Enigma rubato in maniera decisiva, però non è stato fondamentale per, come dire, bloccare e vincere il teamfight. Potete vedere che adesso mi sto dirigendo proprio alla realizzazione di quell'oggetto di cui vi parlavo, ovvero del nostro scettro di Eul. Eccolo qui, potete vedere che il ciclone, il bersaglio viene risucchiato in un ciclone per 2,5 secondi diventando invulnerabile. Questo permette di bloccare sia gli avversari che salvarci in maniera decisiva. Ovviamente può essere anche un'ottima idea utilizzare, per quanto riguarda Rubik, ovviamente la pipa dell'intuizione solo se ci uppiamo, ovviamente se utilizziamo il nostro caro amico Rubik per quanto riguarda il support della squadra stessa. In questo caso non ho
acquistato diverse ward perché avevamo grandi support che hanno effettuato questo lavoro proprio per me. Come dire, il tamburo della resistenza potrebbe essere anche un ottimo oggetto per quanto riguarda Rubik, soprattutto per aiutare la nostra squadra a pushare, ma siccome il nostro caro Sven lo aveva già disponibile nel suo inventario, ho evitato di prenderlo. Attenzione, vediamo invece che cosa è riuscito a completare il nostro Sven. Probabilmente sta andando avanti per il bastone del Re Nero, il Black King Bar, eccolo qui, per essere invulnerabile agli attacchi, mentre la nostra Queen of Pain si sta lanciando verso la falce divise, eccola qui, in modo tale da silenziare i nemici in maniera costante. Sta andando abbastanza bene la partita, però Night Stalker sta diventando davvero una piaga, sta andando verso il bracciale di Mordigan, sta per completare un amuleto, come dire, molto complicato che può ribaltare le sorti della partita, quindi dobbiamo stare davvero molto calmi. Molto bene, allora a quanto pare gli avversari sono riusciti a riorganizzarsi, si ritrovano dall'altra parte del fiume, ecco che arriva direttamente Invoker, molto potenziato per quanto riguarda le sue abilità, eccolo che arriva, probabilmente con la sua meteora, il suo scoppio assordante provvederà a intercettare i nostri cari alleati. Vediamo cosa succede. Hoffman davanti a noi, probabilmente utilizzerà come dire, una sorta di i serpenti in maniera corretta, anzi lo speriamo. Attenzione, vediamo cosa succede. Probabilmente Enigma si ritrova nella giungla avversaria, sta arrivando in maniera costante, quindi probabilmente ha un buco nero pronto da lanciarci appunto nella nostra posizione. Vediamo un po', andiamo a controllare soprattutto se c'è la runa, ecco che addirittura indico ai miei alleati di attaccare immediatamente nella giungla avversaria, che potrebbe essere davvero un'ottima idea. Intanto sono riuscito a ottenere il doppio danno, proprio dall'altra parte sono riuscito a ottenere quest'ottima runa che potrebbe essere davvero decisiva e a volte può cambiare le sorti di un vero teamfight. Allora, vediamo che succede. Invoker proprio davanti alle scalinate di fronte a noi, vediamo cosa succede. Attenzione, Axe ancora cerca di portare avanti la sua enorme resistenza per procurarci quindi un ottimo approdo. Le squadre, come dire, stanno iniziando a studiarsi l'una con l'altra, perché questo potrebbe essere uno dei teamfight che potrebbe portare ovviamente una o l'altra squadra alla vittoria della partita. È una partita molto equilibrata, circa 17-14, quindi potete vedere che non ci sono gravi squilibri. Allora, vediamo cosa possiamo fare. A quanto pare Tini è uscito finalmente dalla sua parete rocciosa e si dirige immediatamente verso la nostra posizione. Attenzione, vediamo cosa succede. Enigma cerca, come dire, la runa nella parte superiore, ma è stata adesso sgraffignata da parte nostra. Il doppio danno viene attivato. Attenzione, vediamo che succede. Vedete, questi qua sono un po' momenti di stallo nel quale sia una squadra che l'altra non sa cosa fare. Appunto, cercano di ottenere un particolare errore da parte del nemico per sfruttarlo a proprio vantaggio. Allora, intanto già, come dire, Hoffman, ovvero Shadow Shaman, è riuscito a fare il suo buon lavoro acquistando il Mechanism, concedendoci quindi grande armatura ma grande possibilità di resistere in combattimento grazie ai suoi 250 HP nel momento in cui combatteremo. Attenzione, gli avversari continuano a rimanere nella loro giungla, non so appunto che cosa hanno intenzione di fare. Probabilmente sta arrivando da parte del nostro corriere il nostro caro scettro di Eul, che sarà uno dei principali oggetti che sarà fondamentale per combattere la partita. Intanto una bella runa della rapidità, vediamo di prenderla in maniera costante. Più avanti vedrò anche di effettuare qualche gameplay per quanto riguarda Dota 2, ovviamente un gameplay in live. Queste sono ovviamente delle partite registrate che ho effettuato, però mi piacerebbe davvero tanto vedermi all'azione proprio sul campo di battaglia, combattendo proprio in live. Fatemi sapere che cosa ne pensate per quanto riguarda questa idea. Ho visto che qualcuno di voi me l'aveva già chiesto, però voglio avere più un'opinione, come dire, sommaria. Intanto ecco che arriva immediatamente Girocopter, viene sollevato verso l'alto, colpito nuovamente dal nostro caro bastone, ma portato nuovamente in avanti grazie alle sue maledette eliche. Attenzione, vediamo cosa succede. Probabilmente Enigma, pronto il buco nero, probabilmente tenterà un attacco. Intanto abbiamo il nostro caro Sven, anzi Axe nella parte superiore, che tenta una sorta di pushing. Viene bloccato immediatamente Hoffman da parte, ecco il buco nero di Enigma. Attenzione, tutti gli avversari in mezzo, viene bloccato tutto il team avversario da parte di un nuovo buco nero, tutti in mezzo. Attenzione, la ultimate addirittura di Hoffman, viene colpito il team avversario. Attenzione, nuovamente il tornado di Invoker ci blocca entrambi. Porto in avanti Sven tramite il bastone della forza. Attenzione, Enigma viene bloccato, in seguito anche Tiny, ed ecco che la nostra squadra è riuscita a ottenere un grande vantaggio tramite l'utilizzo di questa ottima mossa. Non so se avete ben visto, è successo tutto in questi pochi attimi. Potete vedere che il nostro è arrivato addirittura il nostro Night Stalker, che ha come dire silenziato Shadow Shaman. Di colpo tutto il team avversario si è buttato in mezzo. Enigma ha effettuato il buco nero, sono riuscito a distanziarmi quanto bastava per rubare il buco nero avversario e farlo direttamente nel mezzo ovvero nel centro del team nemico, e siamo riusciti a ottenere un ottimo colpaccio. Anche Hoffman, tramite l'utilizzo dei suoi serpenti e l'urlo di Queen of Pain, ci hanno garantito di sterminare in maniera decisiva il team avversario. Adesso ci ritroviamo proprio nella come dire,
nella base avversaria. Night Stalker è l'unico che è rimasto ovviamente vivo, è quello qua che arriva, silenzio ovviamente Rubik per circa 8 secondi. Il silenzio di Night Stalker è uno come dire dei più pericolosi esistenti all'interno del gioco. Attenzione che arrivano probabilmente i proiettili del nostro caro amico Gyrocopter, attenzione, vediamo un po', attenzione, il missile di Gyrocopter è diretto presso Axe, potete vedere che cerca di fuggire in maniera costante, eccolo che cerca di arrivare. Attenzione al missile di Gyrocopter che è davvero difficile da schivare, è davvero una vera e propria piaga quando uno se lo ritrova addosso. Ecco che colpisce addirittura Axe, ma sarà una sorta di puntura di spillo per la sua pelle dura. Allora, probabilmente gli avversari hanno subito un duro colpo, ho effettuato un piccolo errore, ho cliccato per sbaglio, come dire, la polvere dell'apparizione, ho lanciato una bella polverina in aria, quindi dannazione, abbiamo sprecato una piccola parte della nostra polvere. Ovviamente Gyrocopter si sarà buttato sulla, come dire, sulla lama dell'ombra, ma anche per contrastare ovviamente Invoker. Ho acquistato la polvere dell'apparizione che può essere davvero fondamentale in queste circostanze. Allora, ho visto anche diverse persone utilizzare Rubik con lo scettro di Aghanim. Ovviamente lo scettro di Aghanim permette di potenziare l'ultimate che viene rubata. Non è obbligatorio in tutte le partite, infatti come vi dicevo Rubik assume una fisionomia davvero molto variabile, quindi lo scettro di Aghanim può essere utilizzato solo in determinate circostanze, quando si ritrovano davvero delle ultimate che hanno come dire, la possibilità di essere potenziate in maniera decisiva, come per esempio la ultimate di Queen of Pain, altre ultimate che davvero risentono molto dello scettro di Aghanim. Intanto arriva Invoker tramite un'ottima combo con Tiny che mi butta addirittura mi getta addosso la meteora, accompagnato da un'ottima valanga di pietre proveniente da Tiny. Attenzione, ecco che finalmente arriva il nostro caro scettro della divinità di Heul. Perfetto, adesso vedremo un po' di contrastare gli avversari in maniera adeguata. Potete vedere che si stanno dirigendo verso la nostra torre di mezzo, vogliono addirittura gettarla nella maniera più rapida possibile. Intanto in top lane continua quel dannato Enigma a rompere le scatole. Ecco che Invoker viene immediatamente preso, probabilmente il team avversario si getterà su di me. Eccoli che arrivano, attenzione, arriva Sven con il bastone del Re Nero attivato, vengono bloccati. Attenzione addirittura anche i serpentoni da parte di Hoffman, anche l'urlo di Queen of Pain. Ecco che viene attivato nuovamente il buco nero da parte di Rubik, fregato appunto in passato a Enigma. Probabilmente vengo attirato appunto nel mezzo del buco nero e adesso sollevo tramite lo scettro di Heul il nostro caro Enigma in aria, viene colpito nuovamente tramite le nostre skill e buttato nuovamente al tappeto. Ho effettuato un piccolo errore nel momento in cui Enigma è arrivato tramite il suo pugnale del baleno appunto in mezzo. Dovevo necessariamente utilizzare il bastone della forza per fuggire dal raggio del buco nero, utilizzare lo scettro su Enigma in modo tale da non coinvolgere tutti i miei avversari e perdere un potenziale, come dire, un potenziale alleato. Quindi come dire, ovviamente ci è andata molto bene perché avevamo abbastanza vita e quindi ce la siamo cavata molto bene distruggendo anche la torre di mezzo. Sicuramente siamo riusciti, eccola infatti, a buttarla a terra. Anche le caserme dei nostri avversari sono state ovviamente distrutte. Non so se adesso ancora avranno voglia di continuare i nostri cari avversari, spero di sì, perché i combattimenti stanno diventando sempre più intriganti. Ovviamente il nostro come dire, sono davvero molto potenziati per quanto riguarda le loro abilità. Night Stalker non ci ricordiamo che ha abbastanza soldi da farci fuori, però ci sono dei problemi nella nostra hard lane, quindi necessariamente dobbiamo rientrare in base. Attenzione che viene necessariamente seguito il nostro caro amico Sven, vediamo che cosa succede. Probabilmente è rimasto solo, ha scelto la strada sbagliata e da solo contro 5 gli arriva un meteorite sulla testa che glielo apre in due. Mamma mia, probabilmente gli avversari hanno sentito i colpi che gli sono stati effettuati, quindi cercano di riprendersi nella maniera migliore. Vediamo un po' che succede. A quanto pare siamo riusciti a rientrare un attimo in base, vediamo un po' cosa sto facendo. Addirittura adesso ho completato il tamburo della resistenza proprio perché volevo, come dire, completare la partita in maniera definitiva. Quindi il nostro caro amico Sven probabilmente ha terminato le cariche, quindi avevo intenzione di finire la partita in maniera decisiva per evitare quindi degli eventuali errori. Vediamo un po' cosa succede nel nostro caro Shadow Shaman. Addirittura lo scettro di Aghanim, quindi esso permetterà di garantire una grande affluenza dei suoi serpenti. Come potete vedere siamo riusciti a volgere la partita al nostro vantaggio, anche se ancora la partita è aperta, già si delinea una sorta di vantaggio nel nostro team. Gli avversari saranno un po' demoralizzati per quello che è accaduto, però ce la siamo cavata, ce la siamo giocata davvero molto bene. Rubik è davvero uno dei personaggi che preferisco proprio per la sua versatilità
come appunto Invoker, può essere utilizzato in diversi metodi, ma appunto Rubik è proprio un personaggio molto figo da utilizzare perché permette di rispecchiare le abilità nemiche in maniera davvero fantastica e davvero molto divertente da usare. Vi consiglio di provarlo se non l'avete mai utilizzato, e quindi un personaggio davvero fantastico. Intanto nella bot lane continuano ad attaccare appunto le nostre retrovie, come potete ben vedere. Attenzione, vediamo un ottimo attacco da parte degli avversari nei nostri riguardi. Night Stalker ancora continua con il suo dannato silenzio, accompagnato, forse ha corrotto i centauri qui vicino e che attaccano nuovamente la nostra posizione. Vediamo un po' cosa succede. Ecco, attenzione, Gyrocopter con la sua dannata lama dell'ombra passa appunto in mezzo a noi per scoutare ovviamente le nostre posizioni. Ecco, vengo ovviamente bloccato dagli avversari, utilizzo lo scettro di Eul su me stesso per fuggire agli attacchi nemici. Sollevo immediatamente Night Stalker in aria. Attenzione che gli avversari tentano di fuggire. Vediamo Axe contro Night Stalker, vediamo se riesce a farla a pezzettini con la sua ascia. Addirittura arriva Enigma come dire, con la sua rapidità, la runa che ha preso probabilmente qui vicino, riesce a fuggire in maniera costante. Vediamo un po', vediamo cosa riesco a prendere. Il maleficio, non riesco a bloccare il nostro Night Stalker. Attenzione, probabilmente arriva come dire il raggio solare da parte di Invoker. Vediamo un po' cosa succede. Ecco che mi sollevo nuovamente in aria, probabilmente sta arrivando nuovamente, eccolo qui, Gyrocopter in compagnia di Invoker. Siamo 2 contro 2 ma sono invisibili. Attenzione, ecco che Invoker tenta il muro di ghiaccio, viene effettuato nuovamente su Invoker stesso da parte di Rubik, portato nuovamente al tappeto. Attenzione, continua Gyrocopter con i suoi missili dannati, sono costretto a fuggire, ho un missile che mi segue a 100 km/h. Attenzione, continua dietro di noi, cerco di utilizzare il nostro bastone della forza per fuggire. 5 secondi l'attivazione dell'Eul, vediamo se riusciamo a salvarci. 2 secondi, 1 secondo, ed ecco che arriva il tornado. Ci salviamo in maniera decisiva. Attenzione, anche il colpo solare di Invoker, mamma mia, colpaccio da parte di Rubik, siamo riusciti a salvarci. Intanto anche il nostro caro Axe riesce a far fuori Invoker, che con la sua magia, le sue magie arcane, aveva tentato di fuggire. Potete vedere come è anche utile lo scettro di Eul per fuggire in queste circostanze. Eravamo davvero morti, il nostro destino era segnato, invece ci siamo, come dire, siamo riusciti a salvarci facendo a pezzettini ovviamente gli avversari. Potete vedere anche il grande muro di ghiaccio rubato a Invoker come è stato fondamentale per volgere al termine questo combattimento, che sarà uno degli ultimi, che ha garantito quindi la vittoria di questa ottima partita. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate per quanto riguarda, come dire, la presenza di questi gameplay di Dota, visto che in passato mi erano piaciuti, ma fatemi sapere se gradite, come dire, qualche gameplay in live, ovviamente una partita commentata proprio dal vivo nel momento in cui si gioca, magari con alcuni compagni di squadra, in modo tale da analizzare diverse tattiche che possono essere anche molto belle vissute in live piuttosto che in un replay. Questi gameplay ovviamente saranno diversi dai replay stessi, perché nel replay, come potete vedere, analizziamo il personaggio in tutte le sue caratteristiche. Certamente nel replay non potrò parlare in maniera così costante per spiegare tutte le faccende dei nostri personaggi, perché sarò concentrato in maniera decisiva nel combattimento. Anche un piccolo attimo di distrazione può porre al termine la partita stessa, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea. Attenzione, vediamo un po', probabilmente adesso stiamo pushando in maniera costante. C'è Axe che ha il doppio danno, potete vedere le cariche elettriche azzurre che lo costernano. Grazie alla nostra gemma della vera visione riusciamo a colpire immediatamente il nostro Gyrocopter, che viene proprio fatta a pezzi, trasformato in un piccolo uccellino, ma adesso fatta a pezzi dall'ascia di Axe che arriva intrepida sul suo capo. Attenzione, anche gli avversari adesso ormai demoralizzati cercano di fuggire verso la base. Attenzione, viene bloccato immediatamente Tiny con, come dire, lo scettro di Eul. Attenzione, tutto l'attacco da parte degli avversari. Rubo il tornado di Invoker, sollevo Invoker in aria. Attenzione, grande Hoffman tramite l'utilizzo della sua grande abilità, ovvero del suo silenzio. Attenzione, Enigma viene ridotto in maialino grazie alla falce divise e viene fatto a pezzi. Davvero un ottimo teamfight che viene volto al termine da parte del nostro team. Adesso vediamo cosa succede, vediamo se riusciamo a terminare la nostra partita in maniera rapida, proprio perché gli avversari potranno rinascere, ma ormai le sorti del match sono terminate. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen e ovviamente dal vostro caro Rubik. Acts like.